Ciao Bondi, siamo appena partiti per il quarto giorno, abbiamo dormito al rifugio Brentani, adesso stiamo salendo la cima d'asta. Saliremo alla cima d'asta, poi torneremo indietro e scenderemo verso Malga Conseria. Oggi dovrebbe essere una tappa non tanto lunga, ma un pochino faticosa perché dobbiamo farci un 500-600 metri di dislivello, no meno, un 400 metri di dislivello per salire sulla cima d'asta e poi ridiscendere. La notte è stata tranquilla, c'è stato un temporale ma stamattina è già tutto asciutto, abbiamo ricaricato le forze e adesso puntiamo la cima. Dopo un'oretta siamo arrivati sulla cima d'asta attraverso un sentiero un po' faticoso e un po' per esperti, c'è un tratto col cordino e direi che ne vale la pena visto il panorama. Allora, per stasera video di chiusura un po' in ritardo, ma la giornata è stata un po' lunga e un po' faticosa. Non abbiamo fatto tanti chilometri, 11, però abbiamo dovuto fare una grossa discesa dalla cima d'asta, siamo scesi parecchio e poi siamo risaliti di nuovo per arrivare qui a Malga Conseria. Siamo a 1848 metri. Abbiamo già cenato, cena ottima e abbondante, bellissima struttura anche questa. E adesso ci godiamo un po' il tramonto e poi andremo a dormire presto perché siamo tutti veramente stanchi. Oggi c'era sole forte, picchiava, faceva caldo, è stata abbastanza dura. Domani partiamo e torniamo a Passomanghen per l'ultimo giorno. Io ti saluto, come al solito ti ricordo di iscriverti al canale, lasciarmi un commento e mettere un mi piace se il video ti è piaciuto. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima!